Il referendum in Grecia si è chiuso con la vittoria schiacciante del no, 61,31% contro il 38,69%. All'indomani del voto, Atene si è svegliata tra l'euforia e la paura e con le dimissioni del ministro delle finanze Varoufakis, che ha lasciato per dare forza al premier Tsipras nelle trattative con l'Eurogruppo. Le reazioni della politica veneta non si sono fatte attendere. È stato un bel esercizio di democrazia e per la prima volta nella storia d'Europa il popolo decide il suo futuro, dice il presidente della regione. Per il Movimento 5 Stelle parla il deputato Federico D'Incà. È la vittoria del popolo, un popolo greco in questo caso, contro la finanza internazionale. E la vediamo in questa maniera, quindi un ritorno alla democrazia. Direttamente da Strasburgo, dove il gruppo dei socialisti e dei democratici ha avviato la discussione sul caso Grecia, interviene l'europarlamentare Flavio Zanonato. Dobbiamo dimostrare che l'Europa non è qualcosa che mette in difficoltà la vita delle persone, ma è la soluzione ai problemi della crisi. Sia la solidarietà fra paesi, ma attenzione a non demonizzare la Germania, ammonisce il Movimento 5 Stelle. Dobbiamo forse prendere esempio dalla grande opera di democrazia fatta dalla Grecia. Dall'altra io non voglio neanche demonizzare la Germania, con cui il Veneto ha rapporti economici molto importanti. Il nostro paese ha perso l'occasione di portare a casa autorevolezza, credibilità e soprattutto di risolvere il problema dell'immigrazione durante il semestre di presidenza che si è concluso a gennaio, ribatte Zaia, secondo cui sarà difficile che l'Italia riesca a recuperare il credito vantato nei confronti della Grecia pari a 65 miliardi di euro. Con la Grecia si debbono riprendere le trattative, risponde Zanonato. Dobbiamo a tutti i costi ottenere che si riaprano le trattative e che queste trattative si concludano in modo ragionevole per il popolo greco che non ha le responsabilità che probabilmente hanno i governi che hanno anche commesso dei gravi errori e delle gravi inadempienze. Tsipras, il responsabile demagogo, ha scaricato sul popolo il futuro disastro greco col plauso di qualche demagogo italiano, twitta nel tardo pomeriggio il sindaco di Verona Flavio Tosi. Domani appuntamento l'Eurogruppo, Tsipras porterà le sue nuove proposte. Dopo il no alla ripresa della trattativa in giornata si sono aperti nuovi spiragli, non per l'Unione Europea, che da ieri non è più la stessa.